finalmente American Truck Simulator dopo Euro Truck Simulator, siamo a San Francisco. Ho scelto San Francisco come città principale perché è la mia preferita della California. Ho già fatto una prova con un altro profilo che poi ho cancellato, grafica stupenda, ottimizzazione da Dio. Ho visto poco traffico, però forse sono abituato con le modi, infatti anche la fisica devo un attimo abituarmi. Ho visto però per il momento poche macchine, dopo proprio 3 km ho fatto. Siamo sempre con la Veneziani Trasporti, quindi sempre a dominare, abbiamo 1500 euro, dobbiamo fare il primo viaggetto del cavolo. E niente fioi, sono gasato al massimo, chiaramente non ci sarà anche, ragazzi, non ci sarà solo American Truck, ma ci sarà anche Euro Truck, quindi ritorna tutte e due le carriere, diciamo, quindi si gode a cannone. E niente fioi, partiamo con la Veneziani Trasporti Round 2, dopo l'Europa, l'America. Ok, dopo ste cagate come indiane possiamo andare, eccoci qua. Siamo col volante, eccola qua la grafica, scheletro invariato, ma si vede l'impostazione americana, anche i colori sono più americani secondo me. Vabbè, sono queste stronzate, andiamo. Grafica chiaramente tutta super a cannone, ma ci mancherebbe anche altro, insomma. In tutte le mode che abbiamo su Eurotracker è impensabile non poter usare tutto al massimo. Vediamo se i tasti vanno, perfetto. Pianino, acume. Ho visto, ecco, l'unica roba che ho visto è poco traffico, però vabbè, insomma, non mi spaventa niente a me. Ok. Perfetto. Però devo cambiare le unità di misura, però, fioi. Sì, devo cambiarle assolutamente. No, non sono neanche accorto. Ah, bene. Cominciamo alla grande. Ma poi, guarda, aspetta un attimo. Per guardare i cosi non ho visto il guarda. Sono un figo, sono. Ora, game play. Affaticamento, sì. Mostra limiti. Ok, probabilità di pioggia un po' più alta. Mostra sanitate, sì. Italiano, regione preferita, continente europeo. Euro. Chilometri, chilogrammi Celsius, ok. Perfetto. Freno motore automatico, sì, no. Vai, scusate, ho già fatto una multa, ma Dio Cristo, però. Ma per guardare adesso vediamo cosa, ok, chilometri, perfetto. Ah, però una roba, aspetta, un'altra roba devo fare, scusate. Opzioni. Il discorso di difficoltà parcheggio casuale. Yes, in the like the word yellow, the white. Invio. Ok. Eccellente, praticamente niente, perfetto. Adesso scegliamoci un lavoro. Oh, quartiere generale. E si gode. Comunque rispetto all'ottimizzazione dell'Aerotrack 2 appena uscito che svolge è veramente devastante la differenza. Ok. Allora, offerte di lavoro. Lavoro da dipendente. Da San Francisco. Cominciamo con Fresno. Fresno 1,5. No, vabbè, non cambia un cazzo. 1,5. Santa Cruz 189. Cominciamo con un Santa Cruz. Andiamo facile. Accetta il lavoro. Non devo comprarmi subito il camion. Non sopporto di lavorare per gli altri. Cioè, è inaccettabile. Ok, ora abbiamo tutto. Ok. Sono che capire un po' come funzionano, come sono le strade e tutto. Ok, cerchiamo di non far cagate. Già ho sprecato $700 così. Però non vedo. Cioè, non c'è traffico, fioi. L'unica roba negativa. Sì, ecco, adesso forse deve caricarsi. Dai, c'è un po' di pazienza, però. Come sempre che girano i coglioni al cume. Cioè, un attimo. Guarda, i sali e scendi si dice, oh, questa è una figata, però. Ciao, vedi. Le città rispecchiano molto rispetto a Eurotrack che erano fatto un po' a culo prima delle patch.
Qua possiamo essere a San Francisco, fioi. Sì, sì. E mo si gode. Sì, i semafori sono proprio lontani, devo un attimo abituarmi a sta storia rispetto all'Europa. 48 è il limite, stiamo attenti. Mettiamo il Tom Cruise Control, tanto che sboccio. Guarda che bello, però graficamente è molto meglio rispetto alla base di Eurotrack, secondo me. Dopo per carità, ognuno può pensarla come vuole, non discuto su questo, però io mi sto gasando a bestia. Perfetto. Tutti i semafori mi so beccao. Ecco, adesso il traffico c'è adesso. Il Cume non ha pazienza, cioè il Cume non ha pazienza, non ha pazienza. Ok. Vedi, questo per esempio 82.157 km, ok. Quindi c'è tutto quanto, come Eurotrack, perfetto. Tocca andare pianino però in strada, perché sennò prendo un'altra multa e non ho voglia. Devo fare anche la manovra che prima non ho fatto, non ho capito il perché. Oh, tutti i semafori mi sono beccato, eh. Ma porca di quella porca. Ok. La fisica è molto diversa, nel senso rispecchia più l'Eurotrack 2 rispetto alle mod, che c'ho la mod. È veramente una figata. Però insomma, adesso con calma, ci spariamo le mod, le robe. So che i semafori così lontani faccio fatica, faccio fatica. Ok. Beh, è più caratteristico, diciamo, la grafica è più curata nel dettaglio. È chiaro ciò che insomma aspettare anche più stati, perché li voglio tutti, cioè, voglio fare la pazzia, Los Angeles, New York, cioè quello è l'obiettivo. Vediamo entro che ora dobbiamo arrivare, dobbiamo portare casalinga, roba per la casa. 9, madonna, so già la multa, cazzo. Dopo la guardiamo. Lunedì alle 18 è qui. Sì, dai, ho tempo di arrivare con tutta calma. Mi danno un 1.300. Vabbè. 1.300 dollari. Oh, no, euro, scusate, perché siamo in euro. Dai, madonna, ho il camion delle Barbie, però, è ufficiale. Purtroppo Eurotrack l'ho preso per Origins perché all'epoca, appena uscito, era solo su Origin, purtroppo. Sono molto pentito, infatti, di questo, perché Origin lo uso poco. Vabbè. Però adesso cosa facciamo? Vediamo un po' anche i paesaggi. Eccoci qua, sono le 11:49. Stiamo costeggiando qua, penso, l'Oceano Pacifico. E ci siamo, ragazzi, ci siamo. Ecco, sui camion americani, belli, però è chiaro che io sono per lo Scania, cioè comunque per i camion europei, mi piacciono un po' di più sinceramente. Adesso vediamo che con le mod, che gadget possiamo metterci, se possiamo metterci, non so, sempre le tendine no, perché gli americani non sono come quelli dell'est che cazzano di tutto. Adesso vediamo, adesso valuteremo il tutto. Ancora non hanno messo le stagioni, però questa è una stronzata, perché io voglio andare nel Nord America, deve nevicare, porca miseria, non capisco perché non sistemano sta roba. Non lo comprendo, cioè, non lo comprendo. Comunque come ottimizzazione è perfetta, ragazzi, se siete giocato a Eurotrack, compratelo immediatamente. 19 euro costa un cazzo. Ok. Sì, il traffico, diciamo, non ce n'è tantissimo, ecco, ma però è anche vero che ho la super mod del traffic su Eurotrack, quindi è normale che sapevo di vedere una differenza abissale. Come grafica invece devo dire che Spozzomi, che è veramente stupendo. Pensa con le mod, questo sulla carta può superare di tantissimo Eurotrack, eh. Almeno secondo me la grafica è molto migliorata, i colori, il dettaglio, l'ottimizzazione, che è veramente una cosa molto importante. Il volante va bene, anche se non capisco perché fa sempre sti rumori dalla minchia. Però va bene, insomma. Le strade sono diverse, si vede che non sono strade europee. Sti saliscendi, ste robe.
anche il paesaggio diciamo che sono stati bravi, per essere comunque il gioco di default, sono stati bravi. Però mi aspetto dai modders robe proprio turche. Robe turche, Scusate se parlo un po' così, ma sono abbastanza stanco. Sapete che è un periodo un po' così, raga. Però almeno giocare un po' mi dà è una distrazione, diciamo. Mi serve perché sennò sclero. È abbastanza ufficiale. 26 km siamo arrivati. Su piano piano cominciamo a scoprire le città, a fare un po' di cosine. Non capisco che questo uno sarà la strada, forse. Boh. No, cazzo faccio? Avevo letto il limite che era cambiato, invece è sempre quello. Adesso vediamo, adesso chiaramente andranno, penso vicino, tipo lo stato vicino, poi sempre sbloccheranno così secondo me, non possono sbloccare tipo lo stato, non lo so, lo stato, mamma mia, eccola, manco male, no, l'ho presa, ma Dio Cristo. Ma per parlare sono un coglionazzo però, cioè, vabbè. Scemo pelle, guarda, scemo pelle. Scusa, già le cappelle subito. Sto guardando anche Roma, Sassuolo Roma. E questi sono i risultati. No, non salto niente. Che cazzo. Adesso mi girano i coglioni subito, ecco. Ah, ok, ho capito, ho capito. Danno uno, evviva. Scusate ragazzi, un attimo di panico. Allora. Ok. No, rigore per il Sassuolo, pazzesco. Pazzesco. Berardi ce l'ho anche contro il fantacalcio. Insomma risegna quello stronzo. Quando lo compro non segna mai nessuno. Espulso anche uno della Roma, cazzo chi? Vabbè, intanto qua a posto. Regolare, fa un gioco bellissimo, farò moltissimi video. Prima però guardiamo il rigore di Berardi insieme. Scoperto, pagato. Ok. Ok, sono tornato in positivo, cioè anche in debito sono andato, bene. Vediamo Berardi contro Szczęsny. Tra fuori! Fuori! Szczęsny! Cioè Szczęsny traversa, non ci voglio credere. Cazzo. Ci stava il pareggio, vabbè. Raga, saluto dal comandante veneziano, siamo anche su American Truck Simulator. Ciao!